Sì, e voglio ritornare con un video che avevo fatto tempo fa, ma che poi ho dovuto togliere quando siamo stati protetti da un'astronave aliena. Se vi ricordate, chiuse un osservatorio per motivi che ancora tutt'oggi non sono stati chiari in effetti. Fatto sta che dopo questa chiusura di questo, osservatorio astronomico, se vi ricordate, quella tempesta solare del Sole, e in realtà stava accadendo qualcosa di inimmaginabile. Infatti molti amatoriali che stavano osservando per fatti loro il Sole hanno visto una enorme astronave mettersi davanti al Sole ed evitare questo solar flare, che significa tempesta solare, cioè una grandissima tempesta solare come il film quando spazza via l'umanità, e diciamo che si sono messi davanti per evitare che la Terra venisse distrutta. In effetti tante sono state le dichiarazioni di persone che hanno visto questo enorme disco davanti al Sole quando in quel giorno ci stava un'eruzione solare in corso, che poi stesso la NASA aveva confermato. In effetti il NOAA aveva dichiarato che ci stava una tempesta solare. Fatto sta che quel giorno parecchi osservatori, no, non credo, King. Diversi osservatori furono chiusi per motivi che non si sa, hanno detto delle cose assurde in effetti. In effetti hanno evitato che si vedesse questa, navicella astronave, come la vogliamo chiamare, e hanno chiuso tutti questi osservatori, che osservano, il Sole in effetti. E quindi hanno messo, difatti sono arrivati addirittura con elicotteri dell'FBI e hanno fatto uscire tutti quanti fuori, scienziati, tutti, è proprio eh, tipo pazzesco in effetti. Quindi diciamo che purtroppo uno vede una cosa così, non crede che sia tanto normale. Quindi ragazzi, ciao Dani. In effetti tante persone hanno pensato la stessa cosa. In effetti quella tempesta solare era talmente potente che poteva spazzare via la mano venuta ad aiutarci. Siccome l'FBI, no, no, non ci hanno ferite, andò tutto a posto, no, no, nulla, zero, non ti preoccupare, stanno bene. Mi ha clonato, sì, sì. E quindi in effetti ragazzi così è successo. Sì, sì, abbastanza bene, sì. Quindi ragazzi, secondo tanti teorici, complottisti, come li vogliamo chiamare, quel giorno sono stati salvati da una navicella madre molto grande, si è messa davanti al Sole e ha interagito, ha assorbito, quella tempesta solare che doveva arrivare qua sulla Terra. In effetti in tanti pensano, anzi in tanti si vedono a volte anche sui siti della NASA, ma non lo so, Patti, ma sarà sempre la stessa che con la natura. E si sono messi davanti e hanno assorbito questa energia, perché secondo molte persone, ma figurati Antonio, secondo molte persone gli UFO, l'astronave, si nutrono, del plasma solare, cioè tipo come carburanti. Allora l'astronave si è interposta in mezzo a noi tra la Terra e il Sole e ha assorbito tutta questa, solar flare, che sarebbe in effetti una tempesta fortissima. Quindi lei si è ricaricata e a noi ci ha salvato. Ha fatto, un doppio cose buone in effetti. No, l'Etna non è pericoloso, King, te lo ripeto, già l'ho detto l'altra volta. Estro però non tiene quella forza di eruzione, in effetti. L'Etna è quello là meno pericoloso, fidati. Non è come il Vesuvio oppure come i Campi Flegrei che fa un'eruzione col botto, cioè capisci? Allora arriva da tutto. L'Etna no, invece scende. Sì, sì, no, quindi diciamo che questi amici alieni hanno salvato il pianeta Terra e non è la prima volta che si osserva una cosa che
non ci sta, che si mette adesso ultimamente l'ultimo video che hanno fatto vedere un UFO che attraversa un tornado e lo spezza. Sì, sì, stai tranquillo, Patti. Quindi diciamo che intervengono quando è necessario, in effetti, lo sanno loro. Secondo me sono convintissimo che stanno in mezzo a noi, primo. I dischi volanti forse quando vogliono farsi vedere si fanno vedere, se no. Ma non lo so, Patti, questo è il problema. E a finale è sempre la stessa, perché è l'unica persona che riesce a fare questo, quindi il problema è una sola, ma non sappiamo chi è. Lo dassi pure che è più di uno, non lo so. E fatto sta, ragazzi, che a finale questo super flare è stato fermato dai nostri amici. In effetti loro intervengono, forse come stavo dicendo io, sono in mezzo a noi, ma non li vediamo. Solo quando vogliono farsi vedere, noi riusciamo a vedere delle navicelle, in effetti. Ma secondo me è capace che la navicella passa e nessuno la vede perché tipo invisibilità che non vuole farsi vedere, quindi diciamo che possono, secondo me, con tutta la tecnologia che hanno, secondo me sono capaci anche di questo, quindi credo che lo posso, anzi lo possono fare, quindi. E quel giorno mi ricordo benissimamente che furono chiusi 6-7 osservatori solari. Non è che sono stati chiusi. Questa nave aliena gigante interporsi tra il Sole e la Terra, quindi hanno evitato che si vedesse questa cosa. Gli scienziati, forse qualcuno ragazzi l'avrà vista, ma purtroppo ben sapete che devono stare zitti, è pericoloso divulgare queste notizie. Però fatto sta che 6 osservatori furono chiusi e poi riaperti poi, perché avevano detto che qualcuno aveva entrato ai server e quindi avevano inventato tutta una storia. Diciamo un hacker si era intrufolato in quei sistemi, diciamo, di questa cosa, quindi secondo me non è vero in effetti, perché un hacker non riesce ad entrare dove lavora la NASA, queste cose qua, cioè entra pure, però viene beccato in 2 secondi, non di più. Cioè, non scordiamoci che i migliori di nessuno si permette di entrare, diciamo, nella NASA oppure sui siti così, perché vengono rintracciati subito, quindi figuratevi. Sì, sì, secondo me sì. E vai su YouTube e scrivi Lellis. Ciao Maria, buonasera. Quindi ragazzi, secondo me quel giorno lì che sono stati chiusi tutti, diciamo, gli osservatori solari, secondo me qualche cosa si era messa davanti al sole per evitare che questa, diciamo, tempesta solare arrivasse sulla Terra e spazzasse via tutto, come quel famoso film Segnali da... non mi ricordo come si chiamava quel film, comunque che il fatto che arriva questo solar flare, diciamo, e la Terra va via, evapora l'acqua, evapora tutto e l'atmosfera viene bruciata e si ha la fine. Quindi non mi ricordo di questo film, comunque l'hanno fatto questo film, questo è poco ma sicuro. Quindi ragazzi, secondo me quel giorno lì una enorme, anzi una gigante astronave avrebbe si sarebbe interposto, diciamo, fra noi e il Sole, quindi evitando questa, diciamo, massa coronale che arrivava qui. Anche perché, ragazzi, ho letto appena informazioni, quelle lì che possono far saltare la corrente, il blackout, togliere la corrente, tornare all'età della pietra. Ci sono altre che segnali dal futuro, bravo avvocato, sì, sì, ci sono altre che potrebbero invece spazzare via la vita. Quindi è vero che ci sono prove che diciamo, diciamo che ci sono avvenute estinzioni, ciao Maria, buonasera pure a te, che hanno estinzione di massa causate da questa cosa, però il Sole potrebbe benissimamente fare una cosa così, quindi non è da escludere. Non è successo mai, però sì, sì, avvocato, è segnali da futuro, sì, sì. Questa quell'attore famoso, non me lo ricordo, eh, non mi ricordo come si chiama l'attore. Non mi ricordo bene, sì, comunque Nicolas Cage mi pare che l'ha fatto
sì, mi pare proprio lui, sì, che ha interpretato questa parte qui che salvava, diciamo che finiva con la mamma, diciamo, e il papà, che arrivava la tempesta solare e che il bambino era stato preso dagli alieni per portarli su un altro mondo e iniziare un'altra vita, diciamo. Questa era la trama di Segnali dal futuro, in effetti, quindi ragazzi, diciamo che quel giorno qualcosa si è messo davanti a noi e sole, quindi tutta, diciamo, la protezione che è avvolta davanti alla Terra, tutte le radiazioni arriverebbero sulla Terra, ragazzi, ciao ciao, quindi il campo magnetico lo farebbe saltare in aria, nel senso che lo devasterebbe e poi tutte le radiazioni arriverebbero sulla Terra, quindi oceani che evaporano e tutto, diciamo, tipo un riscaldamento globale vero, vero, vero. Quindi ragazzi, buona serata a tutti, abbiamo fatto una bella chiacchierata, ciao Alessandro, ciao Eufrasia. Quindi diciamo che i nostri amici alieni ci hanno salvato da questo solar flare, che in realtà poi è una tempesta solare gigantesca in effetti. Il solar flare di solito lo fanno le stelle più grandi del Sole in effetti, quindi supernove, queste qui, che sarebbero 100 volte più potenti del Sole, quindi però anche il Sole potrebbe causare una bella tempesta che potrebbe spezzare il campo magnetico terrestre, quindi non è detto che il Sole non lo possa fare, non è mai accaduto, però ha la forza di poterlo fare, questo è poco ma sicuro. Non è mai successo, però tiene la forza di poterlo fare, questo. No, non stiamo parlando dell'ultima volta quando hanno chiuso gli osservatori all'esta solare sulla Terra. Se ti ricordi bene, sono stati chiusi 6 osservatori astronomici solari per evitare, diciamo, che scienziati studiosi guardassero questa, diciamo, nave aliena gigante davanti al Sole. Quindi mandarono tutti, diciamo, via e hanno chiuso gli osservatori e poi li hanno riaperti. Sì, sì, può stare sicuro. Comunque ragazzi, buonasera a tutti, ora mi faccio un caffettino. Beh, iniziamo questo pomeriggio che qua il tempo è un po' così così, però fa caldo ragazzi. Da domani dicono che arriverà stato il bollo africano, quindi da domani stiamo ancora peggio di mo'. Vabbè ragazzi, buonasera a tutti, ci sentiamo più tardi, sempre qualche notizia troveremo sicuramente. Ciao Alessa, ciao a tutti, ciao Patti, ciao Avvocate, ciao.